Oltre 40 cani sono morti per avvelenamento a sciacca in un'area di capannoni dismessi dove qualcuno ha lasciato una serie di esche avvelenate. Il presidente dell'associazione AIDA, Lorenzo Croce, ha denunciato la sindaca Francesca Valenti come prima responsabile per il benessere dei randaggi presenti sul territorio comunale e della loro salute e incolumità. L'area è stata posta sotto sequestro dei carabinieri, ma non si sa ancora quando inizieranno le operazioni di bonifica previste in questo caso. Intanto a Sciacca sono arrivati volontari dell'EMPA di Catania, Adrano e Agrigento. Hanno fatto un sopralluogo nel posto in cui negli ultimi giorni sono morti i cani. L'amministrazione comunale spiega Cataldo Paradiso, presidente dell'EMPA di Catania, è assente. A parte qualche frase di circostanza, continua a fare poco o nulla per tutelare l'incolumità dei suoi cittadini a quattro zampe, contravvenendo così agli obblighi imposti dalla legge. Secondo la normativa, infatti, il sindaco non è solo responsabile per i randaggi e gli altri animali vaganti sul suo territorio, ma in caso di ritrovamento di esche avvelenate deve attivare la procedura prevista dalla normativa che prevede appunto la bonifica dell'area interessata. È un atto gravissimo di crudeltà gratuita e in dispregio del mondo animale, dice il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. Non è uccidendoli che si risolve il problema dei cani randaggi, per questo motivo è necessario istituire subito all'ARS una commissione parlamentare che studi il fenomeno del randaggismo e si faccia carico di trovare soluzioni concrete. Miccichè esprime solidarietà alla sindaca di Sciacca Francesca Valenti, minacciata di morte. Sono dispiaciuto e indignato per gli atti intimidatori subiti dalla sindaca, a cui esprimo vicinanza, perché i primi cittadini oggi sono esposti nella trincea più difficile. Nei giorni scorsi Miccichè ha nominato un consulente, Giovanni Giacobbe, competente in materia di randaggismo e riferimento delle principali associazioni animaliste del territorio.